Onorevole, Racalmuto si riappropria di questa struttura sportiva grazie ad un importante contributo regionale. Sì, è un impegno che avevo preso con questa comunità e nella scorsa finanziaria l'abbiamo portato a definizione. Sono contenta di essere oggi qui con questa importante realtà che è la possibilità di dare spazi ai nostri giovani, ai nostri ragazzi per fare sport. Si sa, lo sport è il modo migliore non solo per restare sani, non solo per restare impegnati, ma soprattutto per restare lontani da brutti vizi che poi fanno tanto male al nostro futuro. Ecco, investire sullo sport significa investire sui nostri ragazzi e sul loro futuro sano. La regione siciliana proseguirà ad essere vicina alla comunità di Racalmuto. Ma sì, questo sempre. Ora a breve lavoreremo anche al progetto che sono arrivati sui parchi urbani, è arrivato anche un importante progetto a Racalmuto. Certo, io avevo immaginato un fondo di minore impatto rispetto alle richieste che ho avuto, mi sono arrivate 267 progetti da tutta la Sicilia, ma sono certa che i miei colleghi e il Presidente Schifani nella prossima operazione di bilancio sentiranno la sensibilità che ho anch'io e metteranno più fondi su questo capitolo, perché come si fa a dire di no a 267 comuni che vogliono creare dei parchi urbani, che significa combattere il cambiamento climatico perché assorbono il calore, significa combattere anche le bombe d'acqua perché ci insegnano gli esperti che quando ci sono aiuole e parchi le bombe d'acqua vengono assorbite e quindi si evitano tanti danni, e poi si dà la possibilità, torniamo ai nostri giovani, di avere degli spazi vivibili dentro il nostro paese. Soddisfatta dell'operato del suo assessorato? Sì, sono contenta, ora è un anno che sono assessore regionale, non mi sono risparmiata, ma io sono una stacanovista, spero di essere riuscita in tante cose che ho affrontato, tante altre ovviamente sono ancora all'ordine del giorno e me ne occuperò nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Quello che è certo è mettere onestà e passione in quello che si fa e cercare di dare risposta a un territorio che ne ha molto bisogno. Quest'estate è stata piena di tante emergenze, ma a queste emergenze stiamo rispondendo con risposte concrete attuali, ma anche con una programmazione che definisca queste criticità anche in futuro in maniera più chiara e più certa. Sindaco, cosa significa la riconquista di questa struttura per la comunità di Racalmuto? Ma è un momento molto importante e molto significativo, perché finalmente cominciamo a mettere mano in maniera seria alla ristrutturazione e alla manutenzione degli impianti sportivi. Racalmuto ha una grandissima tradizione sportiva, come anche tutti i cittadini sanno, abbiamo avuto delle squadre straordinarie in tutti i campi, calcio, basket e quant'altro, ma ultimamente gli impianti hanno abbandonati. Finalmente, grazie anche all'interessamento dell'assessore regionale Savarino e all'impegno profuso dalla Giunta, che in particolare abbiamo due assessori, abbiamo l'assessore Cinzia Leone e l'assessore allo sport Lucio Conte, finalmente oggi inauguriamo la ristrutturazione di questo importante campetto di calcetto. Ma stiamo continuando, perché stiamo continuando, come sapete, con la pulizia e la sistemazione dello stadio Mantia, e anche lì vedremo di lavorare per la sua manutenzione, per metterlo appunto, per poterle farle usufruire a tutte le squadre di calcio, ma anche agli amatori. E in più stiamo lavorando per tutti gli altri impianti sportivi, quindi riparte Racalmuto sportiva da oggi con questa bella manifestazione. Inauguriamo questo campetto alla presenza dell'assessore Savarino, di tutta la giunta, dei consiglieri comunali, ed è credo una giornata di festa anche per Racalmuto, perché abbiamo qui tanti rappresentanti delle squadre di calcio e di calcetto che finalmente li vedo con sorriso sulle labbra, ed è un momento importantissimo per questo paese. Assessore, proprio così riparte lo sport a Racalmuto? Riparte lo sport, e questo lo dirà meglio l'assessore che ha questa delega. Io intanto sono particolarmente soddisfatta come assessore di questa giunta straordinaria guidata dal nostro sindaco, l'avvocato Bongiorno, e come anche rappresentante del gruppo Fratelli d'Italia, perché dobbiamo ringraziare veramente l'onorevole assessore regionale, avvocato Giussi Savarino,
perché ci teneva particolarmente, è molto legata politicamente e anche da rapporti di amicizia con il nostro paese. Ha detto che era importante fare un intervento a Racalmuto e noi abbiamo tutti deciso che era prioritario ridare un'area che oramai era diventata degradata quasi, e invece restituirla oggi ai nostri giovani, alle squadre calcio, a tanti ragazzi che sono pronti già con iniziative sportive, con tornei, perché lo sport è amicizia, è crescere in modo sano e soprattutto è stare insieme. Vedere qui contenti i nostri giovani, pronti a utilizzare finalmente questa struttura che potete vedere bene è diventato un gioiello. È un gioiello che affidiamo ai giovani di Racalmuto affinché possano divertirsi e crescere in modo sano. Una struttura del genere dà respiro ai giovani di Racalmuto? Certamente sì, i giovani hanno bisogno principalmente di queste cose, ma non solo del campetto, ma io credo che il sindaco sarà nelle mie parole, ma credo che dobbiamo ristrutturare tutto il parco giochi fra Nicola Mattina, renderlo vivibile ai giovani, ai piccoli giovani che tutti i giorni, io abito qua vicino, vedo qua fuori, si parte con il campetto e devo ringraziare, di solito il sindaco ringrazia sempre l'onorevole, l'assessore, ma io devo ringraziare il sindaco che ha voluto fortemente assieme a Cinzia Leone questa struttura che ora è a disposizione sia degli istruttori tipo Alfredo Mattina ed altri che porteranno qui tantissimi giovani. I giovani qua non fanno solo sport, ma fanno amicizia, perché è la cosa più importante, forse più dello sport, i rapporti tra giovani che crescono. Comunque mi devo complimentare anche con l'assessore regionale Savarino che ha voluto fortemente anche questa struttura.